In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre, la Polizia di Stato avvia una campagna permanente dal titolo "Questo non è amore". Arrestato dai carabinieri un rumeno per maltrattamenti alla compagna, a Licata, nell'ambito dell'inchiesta sulle case di prostituzione, arrestata una seconda donna di origine dominicana. Richiesti 4 rinvii a giudizio dalla Procura per 4 palmesi per spaccio di cocaina. La Guardia di Finanza di Trapani sequestra il patrimonio della compagnia navale Liberty Lines. I carabinieri scovano braccianti agricoli in nero, assolta una agrigentina per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di case popolari. Presentato ieri ad Agrigento il movimento politico di Ismaele Lavardera controcorrente, si presenterà anche alle prossime elezioni agrigentine. Anche gli ex onorevoli di 5 Stelle, Sodano e Cimino, partecipano al progetto. Nuovo appuntamento della campagna Io non ci casco, nipoti digitali, alla Confcommercio di Agrigento. Al via la 4 giorni dedicata ai 100 anni di Andrea Camilleri, organizzata dall'Associazione Culturale Oltrevigata. Ieri sera al Palacongressi per la rassegna Riflessi culturali, in scena l'attore Ettore Bassi con il sindaco Pescatore. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, 21 novembre, venerdì. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre, prosegue l'impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente dal tema "Questo non è amore", realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine e Servizio. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, prosegue l'impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente "Questo non è amore", realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine. Le azioni realizzate dalla Polizia di Stato in tale ambito rappresentano un importante impegno istituzionale per il contrasto alla violenza di genere nell'ottica di contribuire alla realizzazione di un cambiamento culturale più ampio che riguardi l'intera società. Sul tema della violenza di genere c'è una consapevolezza che molte donne, anche in situazioni di pericolo, non denunciano per paura, per vergogna o per mancanza di fiducia nelle istituzioni. L'iniziativa "Questo non è amore" intende smontare gli stereotipi e le false credenze legate alla violenza nei confronti delle donne, portando le forze dell'ordine direttamente tra la gente nei luoghi pubblici con una presenza visibile e rassicurante fatta di ascolto, accoglienza e informazione. Ogni anno le questure locali organizzano numerosi eventi di sensibilizzazione sul territorio nazionale, dove si registra una consistente partecipazione della cittadinanza. Proprio grazie a questi incontri formali è possibile rompere il silenzio per aiutare le donne a riconoscere i segnali di pericolo. Per la nona edizione del 2025 il Ministro dell'Interno Piantedosi nella prefazione ricorda: "La violenza contro le donne non è mai un numero, è un atto di vita violata, una dignità calpestata, un dolore che attraversa l'intera società. Non possiamo limitarci a contare i casi, ogni femminicidio è una ferita che riguarda tutti, istituzioni e cittadini, che richiede una risposta corale e responsabile". Testimonial della nuova edizione è Michel Hunziker, che introducendo l'opuscolo afferma: "La tutela delle donne, che si ottiene con l'applicazione delle leggi, deve essere supportata da un profondo cambiamento culturale che deve avvenire nella mente e nel cuore di tutti noi. Per questo è importante sensibilizzare specialmente i più giovani, accompagnare le vittime di violenza verso il raggiungimento dell'indipendenza economica. Denunciare non è un obbligo né una condanna, semmai un'opportunità. È un primo passo per essere o tornare a essere sicure, autonome e libere. Per questo motivo Questo non è amore rappresenta un progetto strategico che mira non solo a sostenere le vittime, ma anche alla sensibilizzazione della società nel complesso, promuovendo una cultura basata sul genere. L'attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato si rivolge agli autori delle violenze grazie all'impegno della questura, dei centri di violenza, degli ospedali, che hanno reso operativo il protocollo Zeus.
A Campobello di Licata un 46enne di origine rumena è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della ex compagna di anni 47. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del luogo in collaborazione con quelli di Licata. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno tratto in arresto in flagranza differita un uomo di 46 anni di origine romena ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro i familiari o conviventi in danno della sua ex compagna, una donna di 47 anni. L'intervento dei militari trae origine da due episodi ravvicinati di violenza che si sono verificati, uno il 16 novembre e nelle prime ore del giorno successivo. In entrambe le circostanze l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione della donna tentando con forza di sfondare la porta d'ingresso per entrarvi e aggredirla. La vittima, impaurita, ha richiesto l'intervento del nucleo radiomobile della compagnia di Licata, che dopo averla messa in sicurezza e invitata a formalizzare la denuncia, ha avviato immediatamente le ricerche dell'uomo rintracciato poche ore più tardi. Presso gli uffici della stazione la donna ha poi ricostruito anni di maltrattamenti, vessazioni, spesso consumati anche alla presenza dei figli minorenni, episodi che tuttavia non aveva mai denunciato per timore di ulteriori ritorsioni. La successiva attività investigativa sviluppata nell'immediatezza dai carabinieri del luogo ha consentito di acquisire la documentazione video proveniente dai vari sistemi di sorveglianza presenti nella zona e di escutere diverse persone informate sui fatti, elementi che hanno permesso di delineare un quadro probatorio ritenuto idoneo per procedere all'arresto in flagranza differita. Il 46enne romeno, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. L'arresto è stato eseguito ai sensi dell'articolo 382 bis del Codice di procedura penale, norma che consente di considerare comunque stato di flagranza l'autore di reati di maltrattamenti, atti persecutori o violazioni di provvedimenti di allontanamento quando tali condotte rientrino documentate in modo inequivocabilmente tramite immagini, filmati o altre registrazioni legittimamente acquisite. E a Licata, in merito all'operazione condotta dai carabinieri giorni fa su case per la prostituzione e servizi extra a pagamento, è stata rintracciata la seconda donna destinataria di una misura cautelare. Si tratta di una cittadina domenicana destinataria della medesima ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento, anch'essa ritenuta gravemente indiziata dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di donne straniere. Alla donna è stato notificato il provvedimento che dispone nei suoi confronti il divieto di dimora nei territori dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Butera e Gela. E la Procura della Repubblica di Agrigento ha avanzato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 4 persone coinvolte in un'inchiesta che ipotizza un vastico traffico di cocaina a Palma di Montechiaro. Gli indagati sono 2 45enni, un 40enne e una 27enne, tutti di Palma di Montechiaro. La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 29 gennaio davanti al giudice del Tribunale di Agrigento Jacopo Mazzullo. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Palma di Montechiaro, dai militari della Guardia di Finanza. In appena 6 mesi, tra aprile del 2022 e ottobre del 2022, sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di gestione di cocaina, a volte anche a minorenni. I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Trapani per oltre 100 milioni di euro a valere sull'intero importo sociale della Liberty Lines, una nota società armatoriale che opera nei trasporti veloci in quello degli aliscafi. Ce ne parlano i colleghi di Palermo.
I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo il decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Trapani per oltre 100 milioni di euro, nonché a valere sull'intero compendio aziendale sulle quote societarie della Liberty Lines SPA, nota società armatoriale che opera nei trasporti veloci per passeggeri sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori, Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria, Ustica, quale profitto dei reati di truffa e danni allo Stato, corruzione e frode nell'esecuzione di un servizio pubblico, ipotizzati nei confronti di soggetti riconducibili alla governance della società, alla sua compagine sociale e ai suoi manager e dirigenti. In particolare la società armatoriale accusata di aver accresciuto indebitamente i propri profitti incassando ingenti contributi allo Stato nonostante il mancato rispetto delle condizioni di trasporto contemplate dal contratto pubblico stipulato, con particolare riferimento alle procedure e ai protocolli di sicurezza normativamente previsti. Con il predetto sequestro la Procura della Repubblica di Trapani, tenuto conto della complessità, della strategicità e della rilevanza pubblica delle attività aziendali poste al servizio della collettività, ha nominato un collegio di amministratori giudiziari composto da 3 membri, 2 dottori commercialisti e un avvocato, al fine di ripristinare le condizioni di legalità e in pari tempo garantire e assicurare la continuità aziendale e del servizio pubblico di collegamento alle isole minori, contemperato dalle imprescindibili esigenze di sicurezza dei passeggeri, nonché la piena tutela dei livelli occupazionali. Gli avvocati della Liberty Lines e gli azionisti rappresentano che il decreto di sequestro ai danni dei loro assistiti è stato emesso dalla Procura di Trapani in carenza sia di qualsivoglia ragione di urgenza sia degli ulteriori presupposti che avrebbero consentito l'adozione. Nei modi e termini di legge si rappresenteranno al giudice i vari elementi che ne impongono la caducazione, ripristinando la piena operatività della società. Lo affermano in una nota i legali della società, gli avvocati Alfonso Furgiuele, Lorenzo Contrada e Giovanni Di Benedetto. Trovati 3 braccianti agricoli in nero e accertate numerose violazioni in materia di sicurezza nel lavoro. Nel mirino i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, dei militari del nucleo operativo del gruppo tutela di lavoro di Palermo e dei loro colleghi della compagnia di Agrigento e del reparto territoriale di Sciacca. È finita un'azienda agricola di Caltabellotta, sono stati trovati al lavoro stranieri italiani. All'esito del controllo è stata verificata la presenza di 3 lavoratori, 2 dei quali di origine marocchina, completamente in nero, e c'è il sospetto con la retribuzione inferiore ai minimi salariali, ma sono state accertate anche altre violazioni di carattere amministrativo e penale. La titolare dell'azienda, una cinquantenne, è stata denunciata a piede libero alla Procura di Sciacca ed è ritenuta responsabile di omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e mancata informazione ai lavoratori sui rischi presenti all'interno dell'azienda. Sono state erogate a suo carico sanzioni amministrative per 15.000 euro e ammende per 7.000 euro. E il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ha assolto un'agrigentina dal reato di occupazione abusiva di un alloggio popolare. I fatti risalgono al mese di marzo del 2024, quando a seguito di un sopralluogo effettuato dai vigili urbani veniva constatata l'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà dello IACP di Agrigento da parte della giovane ragazza. In accoglimento della tesi difensiva e delle richieste avanzate dall'avvocato Salvatore Butera, ha avuto riguardo del caso specifico e della condotta dell'occupante abusiva. Il giudice ha assolto l'agrigentina perché il fatto non costituisce reato. Passiamo alla politica. Conferenza stampa del Movimento Controcorrente Lottare per Restare, fondato dal deputato regionale Ismaele Lavardera, si è tenuta al Circolo Empedocleo di Agrigento. A intervenire il deputato regionale, il leader del movimento Ismaele Lavardera, Michele Sodano, già deputato alla Camera e oggi coordinatore dei dipartimenti di Controcorrente, e l'ex deputata di 5 Stelle alla Camera, Rosalba Cimino. Durante la conferenza stampa è stata fatta anche una panoramica sulla situazione politica del territorio e quali azioni Controcorrente intraprenderà in occasione delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. Le interviste.
Si parte con le elezioni amministrative ad Agrigento, qual è il candidato ideale? Non c'è un candidato ideale, qua c'è un bisogno di una liberazione totale da un sistema politico assolutamente marcio. La vostra provincia ha dato i natali ai dinosauri della politica e sono convinto che gli agrigentini per bene vogliono cambiare questa tradizione negativa, i vari Lombardi, i vari Cuffaro, i vari Di Mauro. Noi vogliamo dare un'alternativa a questa tipologia di politica che ha costretto Agrigento a vivere con le botti perché manca l'acqua. Manco nei paesi, diciamo, del terzo mondo, con tutto il rispetto per i paesi del terzo mondo. Noi ci candidiamo a essere alternativa di questa realtà e controcorrente sarà presente con una propria lista alle elezioni amministrative. Noi non escludiamo nulla, le persone di buona volontà sono tutte benvenute. Abbiamo questa mattina l'esigenza di lanciare un messaggio a chi vuole liberare questa città, quindi noi siamo presenti, siamo pronti, stiamo organizzando una squadra operativa e certamente avremo la possibilità di dare un'alternativa concreta a questa città. L'ambizione non è come di concentrarsi sul candidato a sindaco, perché quello può essere solamente una persona, l'ambizione è quella di creare una squadra di governo da presentare ad Agrigento. Quindi il nostro compito in questo momento è quello di avviare un processo democratico, gioioso, per cui le brave persone di Agrigento, quelle che purtroppo non fanno politica, contribuiscano ad un progetto che da un lato è una liberazione di Agrigento, come dice Smania, ma dall'altro è una costruzione di una nuova Agrigento. Perché ad un certo punto possiamo arrivare all'estremo che non è più colpa loro, di quelli che sono lì. C'è una notizia di ieri, del Sole 24 Ore, Agrigento è la penultima città in Italia per efficienza amministrativa, significa che col comune lì non funziona. Noi abbiamo semplicemente un obiettivo, quello di portare in dentro gente che sappia lavorare, appassionata, per arrivare a 3 obiettivi di fondo: riavviare il lavoro in questa città, aumentare i servizi che in questo momento sono completamente inefficienti, e poi anche un dato quasi quantitativo: riportare in 5 anni 1000 agrigentini nella loro patria, cioè avviare un progetto per cui la gente possa ritornare a vivere qui e contribuire alla gestione di questo comune, nella valorizzazione della nostra straordinaria città. Quindi ecco, un processo gioioso a cui invitiamo tutti a partecipare. Ovviamente sono 3 anni fermo, mi permetto di stare accanto a Ismaele perché è una persona che ha conquistato non solo la mia stima ma anche la totale fiducia. In questo senso è chiaro che ognuno deve poter contribuire a un progetto come può, ma l'ambizione non è quella, perché siamo abituati a candidati a sindaco che vanno al comune e poi si schiantano. Non è importante, è molto più importante creare una squadra di governo, qualcuno che si possa poi efficacemente occupare della città. A me personalmente interessa questa cosa qui, che è una premessa. Noi non lanciamo oggi un candidato sindaco, sia chiaro, noi oggi lanciamo l'idea di controcorrente presente in queste elezioni amministrative, lanciamo una sfida alla vecchia classe politica dicendo ci saremo anche noi, lo facciamo al sindaco uscente, uno dei peggiori sindaci che ha avuto questa città, abbandonata, completamente dissestata, capitale della cultura e la dimostrazione della inefficienza e incapacità totale di amministrare questa città. Allora il sindaco uscente, diciamo, abbia dignità e se ne stia a casa. Schifani continui pure a rimanere sereno fino a quando ci vedremo in aula, dal momento che con la discussione della mozione di sfiducia sarà costretto a tornare a Sala d'Ercole, lo dicono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all'Asse, Michele Catanzaro del PD, Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle e Ismaele Lavardera di Controcorrente in merito alle recenti dichiarazioni del presidente della regione Schifani. Sentiamo esponenti dell'opposizione sulla mozione di sfiducia firmata e presentata. Chiederemo l'immediata calendarizzazione, ove non dovesse avvenire se ne prenderà la responsabilità quei capigruppo che non intendono portare in aula immediatamente gli argomenti che sono contenuti nella mozione di sfiducia, che tengo a ribadire non è soltanto la mozione di sfiducia delle opposizioni, è anche e soprattutto la mozione di sfiducia di tutti quei siciliani che sono stanchi di dover andare via dalla Sicilia per trovare un lavoro o per farsi curare. È stanca, di tutti questi siciliani sono stanchi di dover assistere a spettacoli della politica che parlano di collusione, di corruzione, di appalti truccati, di concorsi truccati, di dirigenti nominati solo per fare i comodi di chi li ha nominati. È la mozione di sfiducia di tutti i siciliani onesti che si sono stancati di vedere il governo Schifani combinare tutte queste brutte pagine di storia della nostra regione. Voi potete contare solo su 23 voti, però per la mozione di sfiducia ne occorrono
36. Assolutamente sì, parte con 23 sottoscrizioni questa mozione di sfiducia, dopodiché chi non la sosterrà si assumerà la responsabilità politica di sostenere un governo che brilla più per le indagini che non per i risultati e per le riforme. Il Movimento 5 Stelle anzi già vi annuncio in anteprima che domenica prossima sarà in piazza, organizzerà un sit-in alla Cala innanzi al murales di Falcone Borsellino che sarà aperto. Inviteremo anche tutte le forze di opposizione del Parlamento e fuori del Parlamento per gridare ancora una volta basta e tenere alta l'attenzione nei confronti di questo governo che è ora che vada a casa. La Vardera chiede le primarie per le prossime elezioni. Ma guarda, in questo momento io sono più attento, cioè in questo momento noi abbiamo mezzo governo e la struttura amministrativa adesso collegato sotto indagine e sotto i riflettori della Procura. Io credo che questo sia il momento di parlare di questo, dopodiché se fare primarie o non fare primarie lo decideremo in un secondo momento e tutti insieme. I siciliani hanno bisogno di vedere un'alternativa al governo Schifani che sia compatta, seria, granitica e che abbia un'offerta politica alternativa a quella delle destre. Io non sono uno che crede alle primarie se non come strumento per scegliere un candidato quando la politica non riesce a trovare una sintesi unitaria. Se noi troveremo il giusto interprete per la giusta proposta, secondo me non ci sarà bisogno di primarie. D'altronde non sempre le primarie hanno indicato qual è il miglior candidato e l'ultima volta ce ne siamo accorti tutti che è scoppiato tutto. Sempre a proposito di numeri, state cercando di reclutare franchi tiratori? Stiamo cercando di aprire il ragionamento a tutti coloro i quali non si riconoscono in questo governo. È una mozione di sfiducia, è la cosa più chiara che esiste in Parlamento. Se la firmi e la voti sei contro chi sta governando, se non la firmi o non la voti sei complice di chi sta governando. È la cosa più chiara, un atto di trasparenza che renderà la fotografia esatta all'elettorato dei soggetti che hanno scelto per rappresentarli. Innanzitutto bisogna dare un segnale di discontinuità di questo governo, che è un governo fallimentare. Noi stiamo cercando, e dico questa notizia, anche di prendere dei voti della maggioranza e vi posso dire in anteprima che stiamo lavorando e probabilmente potremmo avere anche qualche firma di deputato della maggioranza che sta comprendendo di essere in un governo disastroso. È l'unica cosa che ci permette di fare le regole del gioco parlano di mozione di sfiducia, noi faremo il possibile. Chi dice di mettetevi in massa, rispondiamo chiaramente che se ci mettessimo in massa entrerebbero i primi non eletti. Vi immaginate un regalo fatto a Schifani dimettendomi e quindi facendo entrare qualcuno al posto mio? No, grazie. A proposito del dopo, lei oggi ha lanciato la sua posizione, ha detto se non ci fossero le primarie io sarei disposto a correre da solo. Ma certo, diamoci un metodo sulla ricerca del candidato presidente. Qual è il metodo? La rivelazione che deve arrivare dal cielo? Diciamoci come dobbiamo scegliere il candidato presidente. Paradossalmente andare da solo dal punto di vista di voti a me converrebbe perché ottimizzerei il risultato, la lista controcorrente correrebbe, avrebbe un grande risultato, ma voglio provare a giocare di squadra, pur con le dovute differenze, per provare a vincere e a cambiare questa terra, a incidere su questa terra, altrimenti ritornano sempre gli stessi a governare e i vari Cuffaro si riciclano. Si parla di cambiamento, ma innanzitutto conseguenziali a quello che la settimana scorsa come gruppi di opposizione abbiamo condiviso e deciso nel 2 giorni. Il contenuto della mozione di sfiducia è un contenuto abbastanza evidente rispetto a quello che sono gli accadimenti, perché non possiamo girarci dall'altro lato. Il presidente Schifani scappa da quello che sono i reali problemi che affliggono la sua maggioranza, lo stiamo leggendo in queste ore, perché non c'è soltanto un problema legato ad un partito con la estromissione dalla giunta, ma ce ne sono tanti altri e quindi si accumulano e quindi diventa una sommatoria di problematiche. Quindi noi con la mozione di sfiducia, proprio perché Schifani scappa, lo vogliamo portare in aula per discutere di quello che è la problematica in Sicilia. Lo chiediamo da tempo, adesso le opposizioni hanno appunto maturato l'idea di poter presentare una sfiducia che sicuramente a noi parte in salita dal punto di vista dei numeri, però non abbiamo nessuna preclusione perché la nostra mozione di sfiducia è aperta a tutti coloro i quali hanno proprio la voglia di dire basta con questo governo regionale.
Io non ci casco, nipoti digitali, nuovo appuntamento presso la Confcommercio di Agrigento con i rappresentanti dell'associazione 50 e più. Le interviste. La Confcommercio con l'associazione 50 e più oggi è la tappa del progetto Io non ci casco, nipoti digitali, un pubblico diverso che abbiamo visto molto attento alle vostre sollecitazioni. Continua il tour nell'associazionismo della città, quindi Confcommercio, così come nella precedente edizione, ci ha dato la disponibilità di poter venire nella sede di Agrigento a parlare, a discutere, a dare informazioni, grazie ai nostri ospiti speciali della Polizia Postale e dei Carabinieri che oggi sono con noi, per informare i loro iscritti di quelle che possono essere le trappole e le truffe che quotidianamente si susseguono, soprattutto per quanto riguarda il mondo del digitale. E qui la campagna Io non ci casco, nipoti digitali, che la stiamo presentando anche in questa sede della Confcommercio, ma più in generale stiamo cercando di dare delle informazioni a questi nonnini che, devo dire, sono molto attenti e anche in un certo senso a conoscenza di quelle che sono le truffe, ma perché le hanno vissute in un certo senso personalmente. Quindi sono degli incontri dove c'è un interscambio di idee, un interscambio di esperienze, e questo fa diventare gli incontri molto piacevoli e nello stesso tempo immettono nel nostro meccanismo nervoso, diciamo, la conoscenza di quelle che possono essere le truffe. Ricordiamo brevemente le prossime tappe. La prossima tappa sarà nell'istituto scolastico di Agrigento, l'ultima tappa che faremo che è Agrigento Centro, e poi saremo nella confederazione della CNA, ma non solo, perché stiamo predisponendo e programmando quella che è la finale del progetto Io non ci casco a Natale, un Natale solidale per evitare le truffe. Stiamo pensando di raccogliere tutto il materiale che i nipoti digitali si porteranno, quindi pensiamo ad una premiazione, ad un momento di informazione e di divulgazione, ma soprattutto Io non ci casco a Natale, perché diventa un periodo pericoloso per le truffe, soprattutto digitali e online, a causa degli acquisti che si fanno. Sì, oggi abbiamo un incontro con l'associazione 50 e più, dove sono presenti gli anziani. È un secondo incontro dopo quello che è stato fatto già l'anno scorso. Infatti molti anziani erano già presenti all'incontro precedente. E si è voluto parlare proprio oggi di come gli anziani utilizzano il cellulare, quindi spesso come, diciamo, un mezzo con cui stare in compagnia e quindi condividere determinati momenti, e spesso l'anziano si ritrova anche solo nel rispondere ad estranei, quindi si parla di situazioni che realmente gli anziani vivono, e pertanto si è voluto precisare che all'interno del comune di Agrigento c'è lo sportello sociale di ascolto, dove rispondo proprio io come psicologo, pronta ad ascoltare gli anziani che si possano trovare in difficoltà, anche quegli anziani che purtroppo vengono spesso truffati anche dall'ingenuità, dalla distrazione o dalla fretta di rispondere, e che spesso si ritrovano a dover avere paura oppure ad avere delle condizioni a poter parlare con i propri familiari. Quindi attraverso lo sportello è possibile poter trovare una voce di conforto e anche un momento, uno spazio per potersi diciamo relazionare. Una iniziativa preziosissima perché grazie a questa iniziativa, con questo taglio, si dà valore a quella che è la cooperazione. La cooperazione intesa come un rapporto sinergico fra diversi enti, istituti, associazioni datoriali, che mettono in moto una macchina grazie alla quale i nostri anziani possono essere informati, perché la prevenzione parte innanzitutto dall'attività informativa, e senza un'attività informativa che possa arrivare ai nostri anziani, quindi a mia mamma, ai genitori di tutti, ai nostri nonni, magari non si riesce nell'intento. Quando si fa un'attività di questo tipo e si riesce a raggiungere anche solo un anziano che riesce a essere aiutato in un momento in cui magari qualcuno lo vuole truffare, allora si è raggiunto l'obiettivo. Siamo grati di poter essere stati coinvolti per il secondo anno consecutivo in questo progetto, e l'associazione datoriale che rappresento, Commercio di Agrigento, si è sempre messa a disposizione per queste e per tutte le altre attività che possono dare un minimo di sostegno alle classi, ai nostri anziani. Linea alla regia per la pubblicità.
E sono iniziate ieri le manifestazioni sui 100 anni dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, organizzate dall'Associazione Culturale Oltre Vigata. Noi abbiamo seguito l'evento. Al via la 4 giorni dedicata ai 100 anni di Camilleri, Porto Empedocle il mio paese, con tante iniziative. Abbiamo già visto l'inaugurazione di una mostra fotografica e la presentazione di libri. Proprio così, abbiamo inaugurato due mostre, nel corso delle cose a cura del foto Andrea Camilleri e Porto Empedocle il mio paese a cura dell'Associazione Culturale Oltre Vigata. Saranno 4 giorni intensi di attività culturali molto importanti per Porto Empedocle. Cercheremo di raccontare il paese di Andrea Camilleri, il paese Porto Empedocle, il paese degli empedoclini, e cercheremo di acciuffare quei ricordi di cui il maestro Camilleri ci ha sempre parlato e grazie al quale ha costruito la sua vigata, la vigata letteraria appunto. Lo faremo insieme a chi lo ha conosciuto, chi ha lavorato con lui, e soprattutto cercheremo quindi di capire come il maestro Andrea Camilleri abbia potuto attingere a questi luoghi per realizzare questa grande letteratura. Insomma, oggi partirà la manifestazione con il libro di Luca Crovi, modererà Luciana Parisi e ci saranno con loro a discutere Salvo Ferlita e non mi ricordo, mannaggia, poi lo taglia, giusto? Chi c'è che ci aspetta? Ci sarà la famiglia Camilleri, va bene, 1, 2, 3. E poi domani ci sarà la presentazione del libro di Francesco De Filippo, e ci sarà anche Filippo Lupo del Fans Club, modererà Gero Tedesco, e penultimo giorno invece sarà, diciamo così, la serata evento. Presenteremo il libro di Bruno Luverà e di Vincenzo Mollica, Amo le triglie di scoglio, e anche faremo vedere brani del documentario di Adriana Penitteri, Camilleri sono. Ci sarà Andreina Camilleri, presidente del fondo Andrea Camilleri, e cercheremo insomma di dipanare questa matassa di ricordi e di impressioni su questo paese, Porto Empedocle. Domenica il Gran Galà teatrale con Riccardo D'Alessandro, un monologo con un brano tratto da lettera Ora parlami di te, lettera a Matilda. Per i 100 anni di Camilleri, qui in collaborazione con l'Associazione Vigata, anche voi collaborate a questa iniziativa con alcune particolarità. Ecco, parliamo di questa mostra che stiamo vedendo alle vostre spalle. Oggi pomeriggio si inaugura questo bellissimo percorso espositivo che è dedicato alla memoria di Andrea Camilleri e riprende una parte importante di quella che è la sua storia professionale. L'Archivio di Agrigento ha contribuito con alcune testimonianze storiche che riguardano i omologhi girgenti. Infatti troviamo rappresentazioni del territorio, ma anche documentazione legata alle attività che hanno caratterizzato il porto di Porto Empedocle, una modalità di restituzione della memoria comunque di un luogo che ha tanto influenzato l'attività del maestro Camilleri e che viene restituita all'interno di un percorso che ricompone una parte importante del suo percorso e anche della storia di questo paese. Riscoprirete Porto Empedocle di una volta, assisterete alla nascita di Camilleri durante la sagra dedicata al santo San Calogero, scoprirete i suoi incontri con Edoardo De Filippo, con Capa, con Pasolini, con il generale Patton, scoprirete la sua parentela con Pirandello, scoprirete l'uomo che è stato Andrea Camilleri in televisione, in radio, a teatro e anche nel mondo della poesia. Credo che abbiamo cercato di raccontare 60 anni della sua vita in quest'anno del centenario per riscoprire il grande intellettuale, il grande uomo che era Andrea Camilleri prima di diventare un personaggio fortunatissimo di grande successo come il commissario Montalbano. È stato un lavoro impegnativo allora? Sì. Sono stato aiutato da tanti complici, a partire dalla famiglia, quindi dalle figlie Elisabetta, Andreina, che mi hanno dato una mano, e Mariolina. Ho potuto consultare il fondo ed è stato un viaggio nella storia d'Italia, molto appassionante, nel quale ho potuto condividere tanti ricordi con i lettori che scopriranno un'altra Italia e un'altra storia della letteratura legata ad Andrea Camilleri.
del nostro impegno, del nostro lavoro. Ecco, ora le celebrazioni per il centenario di Andrea Camilleri, così volute, fortemente volute dall'assessorato regionale beni culturali, giunge al quinto evento. Sono cominciate, come sappiamo, a settembre, all'inizio di settembre, con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo. Si sono susseguite nel mese di settembre, di ottobre, di novembre, continueranno a dicembre, forse anche a gennaio. E diciamo che l'obiettivo che ci eravamo posti tutti, quello cioè di programmare degli eventi che superassero il mero intento celebrativo fine a se stesso, che si chiude, che si conclude in un ambito topografico e anche cronologico, e venisse appunto superato, che potesse vivere di vita propria, e questo si fa solo promuovendo la conoscenza. Promuovere la conoscenza e mandarla avanti. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, presente all'assemblea di Sicindustria: la crescita che oggi registriamo in Sicilia è il risultato di un gioco di squadra, di una visione liberale condivisa tra il mio governo e il mondo delle imprese. Sentiamo lo stesso governatore Renato Schifani. Innanzitutto stiamo lavorando molto bene in Confindustria e anche sul piano STEP, no? Sui fondi STEP, che sono piani per grandissimi investimenti. Mi sono incontrato giorni fa con il ministro Urso, abbiamo parlato anche di questo. È evidente che noi siamo attrattivi anche perché abbiamo velocizzato i pareri della Commissione Tecnico Specialistica sui piani, sulle autorizzazioni ambientali. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di guardare sempre con più maggiore attenzione agli interessi della grande industria, perché con la grande industria l'ulteriore crescita dell'occupazione, della ricchezza sarà oggettivamente tangibile, quindi tendiamo a sfruttare al massimo questo momento magico. Noi abbiamo puntato su una manovra che guarda molto al sociale, ma anche al mondo delle imprese, all'agevolazione per le assunzioni. L'articolo 1 della manovra credo si presenti da sé, cioè 200 milioni per sostenere finanziariamente la decontribuzione in occasione delle nuove assunzioni da parte delle imprese di giovani siciliani. Questo sarà un ulteriore stimolo a una crescita che ormai è consolidata, e di oggi è la notizia che Unicredit, che sistematicamente versa la propria IRPEF in Sicilia per quella prodotta in Sicilia e la versa alla regione, l'anno scorso ha versato 80 milioni, è venuto a trovarmi un assegno simbolico, oggi è venuto con un assegno di 102 milioni. Questo è un dato oggettivo, sono numeri, significa che l'economia cresce, produce più interessi, naturalmente interessi positivi, e quindi lo guardiamo con attenzione. Sulla manovra puntiamo moltissimo sulla decontribuzione, ma puntiamo anche sul soft working, per esempio, che è stato qualcune ore fa votato all'unanimità in commissione per fare in modo che i nostri ragazzi possano lavorare a distanza, ma in Sicilia, dando un contributo alle imprese del nord che, facendo lavorare questi ragazzi, accettino questo lavoro a distanza. Quindi stiamo puntando su una manovra importante, molto importante, che guarda al mondo dell'impresa, ma guarda anche alle famiglie, guarda al sociale, guarda anche alle infrastrutture. E il deputato nazionale di Agrigento, Calogero Pisano, annuncia con soddisfazione la pubblicazione da parte del Comune di Agrigento della gara per i lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella per un importo complessivo di oltre 3.300.000 euro. Si tratta, ha dichiarato l'onorevole Pisano, di un passaggio fondamentale che dà ufficialmente avvio all'iter per il rifacimento di una delle arterie più strategiche e allo stesso tempo più problematiche del territorio agrigentino, tristemente noto per i numerosi incidenti che negli anni si sono verificati. L'intervento sarà finanziato, afferma Pisano, tramite i fondi di sviluppo e coesione nell'ambito dell'accordo di coesione firmato tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Ho lavorato affinché il progetto della Mosella, ha affermato il deputato Pisano, insieme al nuovo impianto di illuminazione dello stadio, fosse inserito tra gli interventi finanziabili con le risposte del Fondo Sviluppo e Coesione. Oggi quel lavoro si traduce in un risultato concreto per la nostra città, per la sicurezza dei cittadini, per la modernizzazione delle nostre infrastrutture.
A Racalmuto la festa del Ciao dell'Azione Cattolica della Diocesi di Agrigento, un appuntamento annuale che raduna i giovani e gli adulti provenienti da tutta la diocesi per ricordare l'importanza dell'accoglienza e della fraternità alla presenza dell'Arcivescovo Damiano. Un appuntamento annuale, quello della festa del Ciao. Così ottobre-novembre ci si rincontra e si traccia il percorso per il nuovo anno di attività, di incontri, di formazione, che rimane sempre una sfida importante per tutti, per i giovanissimi, per i ragazzi, per i giovani in particolare. La formazione alla vita buona del Vangelo, che raccoglie poi tutto, le relazioni, l'impegno ecclesiale, l'impegno sociale, e veramente c'è spazio per tutti. Non sembra così a volte, perché ahimè le discriminazioni e le esclusioni ci sono, attraversano le nostre strade. Allora ecco, impegniamoci quest'anno proprio sotto questa direttrice, con questa apertura. Poi quest'anno, oggi celebriamo qui a Racalmuto la festa del Ciao per la diocesi, nel giorno in cui si celebra la giornata per i poveri. Forse dovremmo anche imparare a dire con i poveri, perché non sono un oggetto, rimangono un soggetto importante, anzi sono la presenza di Gesù, presenza privilegiata in qualche modo. Quello che avete fatto ciascuno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me, e allora in questo c'è spazio per tutti. Ecco, accogliamo soprattutto quelli che non ci sono. Coniugare questo spazio, ce l'ha indicato la giornata di oggi, che nel cuore di Dio c'è spazio per tutti, ma questa giornata ci ha anche indicato proprio che ciascuno di noi nell'impegno nella società e con l'altro deve fare proprio spazio per chi ci sta accanto, spazio anche con un sorriso, spazio con una carezza, spazio cercando di fare anche accoglienza, e penso che il cammino formativo dell'Azione Cattolica questo ce lo indica. Settimana straordinaria di mobilitazione della SPI-CGIL, che ha promosso iniziative in tutta Italia sui temi della sanità, fisco e le pensioni in vista dello sciopero generale del prossimo 12 dicembre in provincia di Palermo. Si sono tenuti diversi appuntamenti con volantinaggio a Cefalù, assemblea a Partinico e un presidio davanti l'ospedale civico. I colleghi di Palermo. Oggi in sit-in qui all'ospedale civico di Palermo, perché siete qui? Noi oggi siamo qua perché intanto abbiamo intitolato questa settimana, questa iniziativa, la salute, perché il tema centrale è, come dire, proprio la salute. Sostanzialmente noi siamo qui perché l'abbiamo chiamato la lotta non ha età, perché i temi che noi affrontiamo, quello della salute in modo particolare, perché il luogo simbolo abbiamo scelto appunto l'ospedale, che è un tema centrale. Noi oggi siamo presenti in 500 piazze italiane. Nella provincia di Palermo siamo presenti in diverse piazze. Noi sostanzialmente siamo per contestare e per respingere in maniera forte e determinata questa legge di bilancio del 2026 di questo governo, che riteniamo che sia la peggiore delle leggi di bilancio fatte negli ultimi anni. Questa è la quarta legge di bilancio ed è la peggiore, perché guardate, ha soltanto due parole come in sintesi. Uno si chiama austerità, l'altro si chiama riarmo. E allora non è possibile investire le risorse dei cittadini, le tasse che pagano i lavoratori, i pensionati, e investirle sulle spese militari.
mentre tagliando quello che è lo stato sociale, perché si taglia sulla sanità, si taglia sull'istruzione, sull'università, sulla ricerca, che sono elementi centrali in un paese democratico e civile come il nostro. Ecco, noi siamo qua proprio per dire no, e tant'è che è stato promosso dalla CGIL lo sciopero generale il 12 di dicembre, noi lo faremo regionale e saremo, noi ci auguriamo una grande partecipazione dei cittadini, delle cittadine, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati, delle pensionate. Noi faremo il concentramento, se posso dirlo, credo saremo a Portafelice davanti all'Istituto Nautico e lì faremo appunto un percorso fino ad arrivare alla Presidenza della Regione, perché nella legge di bilancio che noi e diamo un giudizio negativo non possiamo nemmeno non prendere in considerazione la legge di bilancio regionale, quindi come vede è molto da questo punto di vista plurale, e quindi noi prevediamo questa giornata di mobilitazione anche in direzione dello sciopero generale del 12 di dicembre. Sequestrata una discarica abusiva, ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud, insieme al reparto di Polizia Ambientale della Polizia Municipale, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo riguardante una vasta area adibita a discarica abusiva e un intero complesso aziendale operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame su ricorso del pubblico ministero, dopo il rigetto dell'originaria richiesta da parte del GIP, interessa un'area di circa 200.000 metri quadrati nel territorio comunale. Secondo quanto emerso dagli inquirenti, il solido quadro indiziario raccolto sinora consente di ipotizzare i reati di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale, contestati a 3 imprenditori ritenuti titolari e gestori di fatto dell'impianto sequestrato. Nell'inchiesta risultano coinvolti anche diversi conferitori dei rifiuti. Le condotte contestate sarebbero state perpetrate dal 2020 fino ad oggi, causando, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, un grave deterioramento dell'area del torrente Guidari, già soggetta in passato a fenomeni di fragilità idrogeologica. L'attività investigativa avviata nel giugno 2023 ha previsto pedinamenti, monitoraggi aerei tramite droni, intercettazioni e l'acquisizione di una grande mole di documentazione. I controlli mirati avrebbero evidenziato lo sfruttamento sistematico del torrente Guidari come punto di sversamento illegale. Gli investigatori sostengono che l'organizzazione gestisse in modo strutturato ingenti quantitativi di rifiuti speciali e pericolosi, generando profitti illeciti e causando un pesante impatto sull'ecosistema fluviale. I rifiuti prevalentemente provenienti da cantieri edili e demolizioni sarebbero stati sversati presso un impianto di recupero che ne consentiva il conferimento, per poi essere interrati e coperti da terreno vegetale, creando barriere artificiali capaci di alterare il naturale deflusso delle acque e aumentare il rischio di esondazioni e smottamenti. Le immagini registrate dalle telecamere della Procura, installate dal giugno 2023, avrebbero ripreso diversi soggetti mentre percorrevano la pista interna dell'impianto fino all'impluvio del vallone Guidari per scaricare tonnellate di rifiuti. Solo una minima parte del materiale, circa il 10% secondo gli accertamenti, sarebbe stata effettivamente trattata e rimpiegata in cantieri pubblici e privati. Il resto sarebbe rimasto nel sito, accatastato lungo il pendio, attraverso la realizzazione di terrazzamenti privi di opere di contenimento, con ulteriore aggravio del rischio idrogeologico. Le attività tecniche, condotte con il supporto di ARPA Sicilia, ARPA Calabria e del Corpo dei Vigili del Fuoco, che ha eseguito scavi e approfondimenti, hanno consentito di individuare i settori maggiormente contaminati e di datare alcuni abbandoni di rifiuti già al 2015, anno in cui la ditta avrebbe avviato l'attività presentando una semplice richiesta autorizzativa. Le indagini avrebbero inoltre dimostrato che parte dei materiali trattati, senza le necessarie prescrizioni
e accompagnati da presunte certificazioni false sarebbero stati impiegati anche in opere pubbliche. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Oggi giornata mondiale dell'albero. Per l'occasione il Leo Club di Agrigento Oste, guidata dal presidente Turi Losardo in collaborazione con i Club Lions Agrigento Valle dei Templi, presieduti rispettivamente dalla professoressa Antonella Morriale e da Carmelo Cunetto, ha messo a dimora 2 piante presso l'Istituto Pirandello di Porto Empedocle, una nel plesso delle elementari e una in quella delle medie. La piantumazione, spiegano i 3 presidenti, punta alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sull'importanza della cura del territorio. Prima della piantumazione il presidente del Leo Club cittadino ha illustrato ai bambini il valore delle piante, in particolare negli ambienti urbani. Alla cerimonia hanno preso parte anche Marta Castelli, vicepresidente del distretto Leo, Mariella Antinoro, presidente della 10ª circoscrizione. Un sentito ringraziamento va al dirigente scolastico Anna Gangarrossa, ai docenti e al personale dell'istituto per l'accoglienza e il supporto fornito. E ieri sera gran successo al Palacongressi di Agrigento per la rassegna Riflessi Culturali, diretta da Gaetano Roni, che è andato in scena uno degli spettacoli più intensi del teatro civile contemporaneo, Il sindaco pescatore, interpretato da Ettore Bassi, è tratto dal libro di Dario Vassallo con testi firmati da Edoardo Erba. La regia, affidata a Enrico Maria Lamanna, traduce in scena un racconto che unisce emozione e impegno, riportando al centro il valore della responsabilità pubblica. All'evento hanno anche partecipato 20 giovani agrigentini. Sentiamo lo stesso attore Bassi. Con questo spettacolo, Il sindaco pescatore, sicuramente stiamo per vivere una serata importante per la quale io già sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare, perché la risposta del pubblico è stata entusiasmante. Un teatro così grande, praticamente già quasi tutto pieno, e questo è importante da segnalare, perché non si tratta di uno spettacolo facile, di uno spettacolo leggero, di intrattenimento normale, ma si tratta di uno spettacolo di teatro civile, se vogliamo definirlo, ma comunque un teatro che racconta una storia che va raccontata, che va conosciuta, sulla quale riflettere, perché porta con sé dei valori importanti. Parla di un uomo che ha investito nella sua passione, nell'amore per gli altri fondamentalmente, tutta la propria vita, a qualunque costo. E questo è qualcosa che vale la pena oggi ascoltare, perché ci aiuta a capire che nella vita bisogna dover combattere per qualcosa, è importante, non tanto poi alla fine per il risultato che si ottiene, ma per il viaggio che si compie nel frattempo. L'idea di coinvolgere dei ragazzi che saranno sul palco con me è stata un'idea che è venuta nei giorni di prova dello spettacolo ormai 10 anni fa, è nata dalla necessità, dall'urgenza, dal bisogno di voler coinvolgere i ragazzi in una maniera più profonda rispetto al fatto di portare lo spettacolo nelle scuole, cosa che peraltro facciamo. Domani abbiamo 2 matinee con le scuole, quindi è un'idea che non soltanto aiuta i ragazzi a capire la potenza del teatro, la bellezza del teatro, quanto il teatro può aiutare loro a conoscersi meglio, innanzitutto, e a conoscere meglio il mondo, ma anche a comprendere una storia, a viverla nella propria carne, a rendersi loro messaggio e strumento con chi sta davanti a loro a guardare, e capire come è importante anche investire del proprio per caricarsi una piccola responsabilità che poi diventa gioia. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 8 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.